Questa è la storia di Venezia, quinta parte dal 1095 al 1156. Nel 1095 a Venezia diventa doge Vitale I Michiel e, in Francia, al concilio di Clermont, Papa Urbano II accoglie le richieste d'aiuto dei bizantini contro la minaccia dell'impero musulmano selgiukide, dando inizio alle crociate. L'imperatore bizantino sperava semplicemente nell'invio di mercenari franchi per supportare le sue truppe, ma l'appello del Papa per intervenire viene accolto da moltissimi e questo rende la partenza della crociata un evento inarrestabile e ben oltre le richieste bizantine. Mentre i pisani e genovesi fornivano aiuto ai navi alla spedizione crociata di Goffredo da Buglione, Venezia invece non sa inizialmente capire bene la portata del fenomeno e il doge, non fidandosi della riuscita del progetto, rifiuta di prenderne parte. Quando nel 1098 i crociati conquistano Antiochia, creando il primo nucleo degli stati crociati, il doge comprende finalmente l'importanza e la portata economica di questa guerra ed il rischio connesso a lasciare alla concorrenza i vantaggi commerciali che ne derivavano. Così, nel luglio del 1099, salpano da Venezia 207 navi al comando congiunto di Giovanni Vitale, figlio del doge, e del vescovo di Olivolo Enrico Contarini. A dicembre, a Rodi, le navi pisane, entrate nel frattempo in contrasto con l'imperatore bizantino Alessio, vengono intercettate e affondate dalla flotta veneziana, che, nella primavera del 1100, si dirige verso le coste della Terra Santa, dove nel frattempo Goffredo da Buglione aveva preso Gerusalemme, ma, privato dalla flotta pisana, era impossibilitato a ricevere aiuti. Goffredo fu così costretto a scendere a patti con i veneziani, che concessero i loro servizi in cambio del possesso, in ogni territorio o città conquistata, di un proprio quartiere non soggetto a dazi, tasse o gabelle. Ben presto caddero Haifa, Giaffa e territori della Siria costiera con Mira, dalla quale i veneziani portarono in patria come reliquia quel che restava del corpo di San Nicolò non preso prima dai baresi. La spedizione veneziana si conclude nel 1101. Il doge muore nella primavera del 1102, proprio mentre il re ungherese Colomanno, conquistata Zara, si fa incoronare re d'Ungheria, Croazia e Dalmazia. Viene eletto nuovo doge l'altro figlio di Vitale, Ordelafo Falier. Preoccupato per la guerra contro gli ungheresi, il nuovo doge ordina nel 1104 la concentrazione di tutti gli squeri per la costruzione delle navi nella parte orientale della città, creando il primo nucleo dell'arsenale di Venezia. La guerra dura dal 1105 al 1115, quando Venezia riesce finalmente a riconquistare Zara e Sebenico. In questo periodo Ordelafo prende anche parte alla seconda crociata norvegese, assediando vittoriosamente Sidione. Alla fine del conflitto contro gli ungheresi è quindi libero di partire per la Siria, dove continuava l'espansione crociata, partecipando alla conquista della città di Acri. Dal convento greco di questa città di Cristo Pantocratore vengono asportati oro e smalti che, inviati a Venezia, vengono trasformati nella pala d'oro che decora tutt'oggi l'altar maggiore della Basilica Marciana. Rientrato in patria, il doge deve nuovamente intervenire contro gli ungheresi, morendo però in combattimento a Zara nel 1117. Il nuovo doge, Domenico Michiel, invia come consuetudine nel 1118 ambasciatori al nuovo imperatore d'Oriente Giovanni II. Chiedono il rinnovo dei trattati tra Venezia e l'impero bizantino, ma l'imperatore, irritato per la crescente arroganza dei mercanti veneziani e per il danno che la loro attività privilegiata portava all'economia di Bisanzio, rifiuta di confermare i privilegi concessi nella bolla aurea del predecessore Alessio, preferendo anzi favorire i mercanti pisani e genovesi. Approfittando delle richieste d'aiuto provenienti dai franchi d'Oltremer, dopo la cattura del re di Gerusalemme Baldovino II da parte dei Saraceni, Venezia si offre pronta di accorrere in soccorso, desiderosa di inviare una potente flotta in Oriente. L'8 agosto del 1122, dopo aver nominato come reggenti il figlio e il nipote col titolo di Venetiarum Praesides, il doge salpa verso l'Oriente piombando lungo il tragitto sulla bizantina Corfù, che resiste però all'assedio. Nel 1123, però, la flotta veneziana si presenta nel mare greco devastando Chio, Lesbo, Rodi e infine Cipro. Poi il doge decide di rivolgersi contro gli egiziani, sostenendo i crociati nella conquista di Ascalona. Il doge stringe quindi accordi con Gerusalemme e dopo aver garantito ai veneziani il possesso di un quartiere in ogni città del regno e la completa esenzione da ogni dazio, la flotta di San Marco muove contro Sidone e Tiro, conquistata con l'inganno il 30 luglio del 1124, dopo un assedio di 5 mesi. Liberandosi così dagli impegni con gli stati cristiani d'oltremare, il doge torna a rivolgersi contro i bizantini, devastando Samo e Andro, facendo infine ritorno nell'Adriatico per placare le mire di Stefano II d'Ungheria,
che minacciava i possedimenti veneziani. Nel 1126, di fronte alle nuove devastazioni veneziane delle isole Modone e Cefalonia, l'imperatore bizantino pone fine alla guerra, emanando una nuova crisobolla riconoscendo tutti i precedenti diritti già concessi dal padre e incrementandoli con nuove esenzioni e monopoli. Nel 1130 al Michel succede Pietro Polani e nel 1143 l'Assemblea Popolare vota la costituzione di un Consilium Sapientium che affiancasse il Doge nel governo e creato per rappresentare in via permanente la Concia Popolare. Questo organo politico è il primo embrione di un nuovo sistema comunale, simile a quelli che si stavano sviluppando in molte città italiane, e nei documenti pubblici il ducato inizia a chiamarsi Comune di Venezia. Nel 1118, con l'elezione del doge Domenico Morosini, viene istituita la promissione ducale, un giuramento di fedeltà costituzionale da richiedere al doge al momento dell'insediamento, che a partire da questo momento verrà continuamente rinnovato ad ogni nuova elezione, limitando progressivamente sempre di più i poteri del doge, a vantaggio delle istituzioni repubblicane che stavano nascendo. Venezia, impegnata nel riassetto politico interno, non partecipa alla seconda crociata, e in politica estera il doge Morosini si mostra meno filo-bizantino del predecessore. Ottiene la signoria sulle Marche e la città di Fano diventa protettorato veneziano. Morirà poi nel febbraio del 1156.